stato utile avere magari un gioco che ti fa pensare insieme agli altri, che ti fa magari condividere qualcosa. Ho imparato qualcosa di interessante, soprattutto nel come aiutare gli altri se hanno bisogno e se io ho bisogno come posso essere aiutato. Stamattina ho assistito a questa esperienza molto coinvolgente e soprattutto piena di spunti per poter riproporre questo gioco in altri contesti. Oggi ho avuto il piacere di condurre questa esperienza, il gioco con il negozio magico con una classe delle scuole superiori. Il senso di questo gioco è quello di dare ai ragazzi la possibilità di cogliere strade sane, funzionali per affrontare le sfide e le sfortune della vita che capitano un pochino a tutti, ma che non necessariamente ci spingono a percorrere strade patologiche. Questa esperienza mi è piaciuta tanto, è stato molto bello partecipare, è stata buona la conduzione e il gioco è stato molto divertente. Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo, giocare con i miei compagni a un gioco anche bello e anche giocabile anche nelle serate. È stato bello e ho imparato che è anche facile aiutare le persone se mi impegno abbastanza, quindi posso aiutare tutti. Questo incontro è stato molto utile perché abbiamo imparato a collaborare tra di noi come compagni e secondo me sarebbe anche utile nella vita fuori dalla classe, come abbiamo fatto noi, collaborare con la gente che ha delle difficoltà. Penso che sia stata molto interessante perché nonostante un'esperienza molto, leggera come complessità della prova, è stata molto importante e molto profonda, poiché ti fa, oltre a collaborare e legare di più con i compagni, ti fa capire che l'aiuto in certe situazioni di difficoltà è molto importante. È servita molto e sono contento. Ho trovato l'attività molto interessante e mi piacerebbe anche riproporla ai ragazzi delle altre classi, proprio perché ha costituito uno spazio di gioco ma contemporaneamente anche di riflessione che in gruppo diventa molto più efficace rispetto a quando si fanno le attività individualmente. Buonasera a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati alla terza edizione di Cambio Gioco, la settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, un evento organizzato da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo, Società Benefit e IM. Ringraziamo come sempre gli enti molto numerosi che hanno concesso il patrocinio a questa settimana e i partner e media partner che ci stanno aiutando a dare diffusione e risonanza all'evento in tutta Italia. Ci troviamo a Padova, all'interno del Barco Teatro, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Come sapete certamente c'è un sito dedicato a questa settimana Cambio Gioco che si chiama appunto www.cambiogiocoul6.it, dove potete trovare tutti i materiali promozionali, scaricare il programma e soprattutto dove restano a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli incontri con i nostri esperti, comprese quelle delle due passate edizioni. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e ringraziamo le molte persone che lo stanno facendo, che si stanno collegando con noi da tutta Italia.
Salutiamo anche il pubblico presente in sala, al quale facciamo rivolgere il primo saluto istituzionale dalla consigliera comunale Anna Barzon, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Padova. La ringraziamo per essere qui, le lasciamo la parola. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Vi chiedo scusa se leggo, ma questo è il terzo evento che oggi partecipo, dedicati tutti alla salute, quindi con il timore che i pensieri si accavallassero, ho detto meglio vedere. È un grande piacere portare il saluto mio e del sindaco Sergio Giordani e questa serata e in senso più ampio sostenere questa importante iniziativa, giunta alla terza edizione, dedicata al tema delle dipendenze e del gioco d'azzardo patologico. Sono problemi che riguardano trasversalmente la nostra società, resi probabilmente più diffusi dal momento di incertezza globale che attraversiamo e che in un modo o nell'altro incide nella psiche di tutti noi, senza distinzione di età. Non sono una specialista del tema, ma credo che le persone catturate da dipendenza e gioco d'azzardo siano sostanzialmente persone sole, che devono essere aiutate ad uscire da questa condizione. La nostra attenzione è spesso concentrata sul gioco d'azzardo, che oggi è alla portata di tutti e di tutte le tasche. Leggiamo articoli su pensionati che passano le loro ore buttando soldi alle slot machine, nelle tabaccherie e nei bar, ma dobbiamo avere ben presente la dimensione del gioco d'azzardo online, che oramai fa impallidire i luoghi tradizionali del gioco ritenuto pericoloso, come casinò e bische clandestine. La dipendenza dal gioco d'azzardo ha conseguenze drammatiche sulle vite di chi è coinvolto e dei suoi familiari, ma altrettanto significative sono, a mio avviso, altre dipendenze, magari non legate all'azzardo e ai soldi, come quelle provocate da molti giochi online, giochi che oramai abbiamo tranquillamente anche nei nostri smartphone. Credo sia capitato a tutte e tutti di iniziare a giocare magari in attesa di un appuntamento, di aver trovato il gioco divertente e capace appunto di distrarci, salvo poi esserci resi conto di aver pigiato i tasti del nostro telefonino magari per mezz'ora senza renderci conto del tempo trascorso. Se capita una volta ogni tanto non c'è problema, ma se diventa prima un'abitudine e poi un'ossessione, il problema c'è e come. E in questo ambito sono i giovanissimi quelli che rischiano di più. Trovo molto giusto il concetto attorno al quale ruota questa edizione di Cambio Gioco, quello della creazione delle relazioni fisiche tra le persone, ma anche digitali, perché è giusto dire che la rete è anche un luogo dove si trovano risorse di grande qualità e utilità per ognuno di noi. Questa serata mette in fila nel titolo 3 parole: ritmo, equilibri e salute, che dicono tutto. Chi ricorda le massime latine direbbe in medium stat virtus, perché il gioco di per sé, anche quando prevede un azzardo, non è il male assoluto, ed anzi è parte dell'innata curiosità dell'essere umano e della sua voglia e necessità di sfidare la sorte. Così come distrarsi con un gioco online è la versione contemporanea del solitario che si faceva dopo pranzato con la tazza di caffè vicino. L'equilibrio in ogni attività è la questione chiave per mantenersi connessi al mondo reale e questa iniziativa illustra molto bene le opportunità che abbiamo per mantenere attive le relazioni con chi ci circonda, anche e forse soprattutto grazie alle opportunità che il web, se ben utilizzato, ci mette a disposizione. Anche nel mio ruolo di presidente della Commissione Consigliare Speciale Salute a Padova, apprezzo molto il lavoro che oramai da 3 anni state sviluppando, lavoro che come comune sosteniamo convintamente. Sono grata agli organizzatori di questa iniziativa, vi auguro quindi una buona serata e vi ringrazio di essere presenti anche perché siete numerosi. Grazie. Grazie consigliera Barzon. Adesso invitiamo a raggiungerci il dottor Roberto Lezze, direttore del Dipartimento della Salute Mentale ULSEI Euganea. Grazie dottore per essere qui. Vedrò di essere rapido, essenziale e soprattutto... Ecco.
e soprattutto di non tirarla troppo per le lunghe. Porgo i saluti ovviamente della direzione aziendale dell'USEI, direttore sanitario, direttore sociosanitario, direttore generale, e anche i miei personali come direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Ecco, l'unica cosa che mi viene da dire è che il tema di oggi, e in generale questa iniziativa, mi fa venire in mente il termine molteplicità, cioè il rapporto con le molteplicità delle nostre identità multiple, le molteplicità dei sé, che se vengono negati agiscono disastri sostanzialmente, per cui si tratta di riconoscerle e porle in connessione, di raccontarsi e raccontarle sostanzialmente in quello che è un equilibrio. E questo forse è un po' anche la ricetta, almeno in termini ideali, in questo tramonto dell'Occidente che caratterizza la nostra cultura. Del resto la cultura non sono tanto le singole esperienze quanto ciò che resta della cultura stessa che introiettiamo, che resta dentro di noi, che costruisce dei supporti interiori, che mette in rete dentro di noi le molteplicità attraverso dei fili conduttori. Trovarli è il vero gioco sostanzialmente, e il gioco e i giochi della vita dovrebbero poi servire questo. Dall'altra parte essere agiti dalle proprie molteplicità misconosciute poi porta a tutta una serie di azioni, comportamenti, fughe, risposte che in qualche modo il sé cerca, ecco, no? E allora ecco, questo ciclo di incontri che ha una sua storia, un suo percorso, è all'interno di un profilo di carattere culturale da questo punto di vista, o almeno perlomeno va in questa direzione. Quindi anche dal punto di vista personale, al di là dei saluti di rito di tipo istituzionale, ecco, il saluto è anche mio personale. Grazie mille, dottore. E l'intervento che inaugurerà ora la nostra serata, l'intervento conclusivo di questa parte, lo lasciamo alla dottoressa Arianna Camporese, che come tutti sapete è la responsabile scientifica di Cambio Gioco ed è la persona a cui va il merito dell'organizzazione e della gestione di tutto questo festival. Dottoressa. Che presentazione emozionante, grazie. E beh, io sono contenta insomma di vedervi tutti qui, perché noi lavoriamo spesso chiusi nei nostri ambulatori e quindi queste per noi sono proprio occasioni di connessione con aspetti di salute, non solo di patologia, e anche di mescolare conoscenze diverse. Quindi, come diceva prima il dottor Lezzi, è bene, no, quando noi facciamo cultura, che è una cultura trasversale, quando mettiamo insieme le nostre competenze. Già nei nostri ambulatori noi lavoriamo insieme a tante professionalità diverse, ma è interessante anche quando ascoltiamo persone diverse che ci possono aiutare a vedere cose che, da angoli diversi. Quindi per esempio in questa settimana abbiamo ascoltato filosofi, oggi un fisico, un matematico, la dottoressa Viola che diceva prima, io magari nelle dipendenze non è proprio la mia comfort zone, ma sicuramente gli argomenti di cui stasera ci parlerà sono argomenti importanti che noi comunque forniamo anche ai nostri utenti nella nostra pratica clinica, perché l'equilibrio, la salute, il benessere sono un obiettivo che tutti cerchiamo di raggiungere. Quindi io lascerei la parola alla nostra ospite e vi auguro un buon ascolto. Grazie dottoressa Camporese. E allora, proprio perché questa sera ci occupiamo di promozione della salute, di fattori protettivi e di benessere, l'incontro si intitola Ritmo, equilibrio e salute, la chiave per una vita più consapevole. Abbiamo con noi Antonella Viola, che vi invito ad accogliere con un applauso. Grazie dottoressa per averci raggiunti. Antonella Viola è scienziata e divulgatrice, è professoressa ordinaria di patologia generale presso l'Università di Padova, autrice di numerosi libri di successo, editorialista, ospite e autrice di trasmissioni televisive e radiofoniche, manifestazioni culturali e quant'altro. La conosciamo tutti, quindi mi fermo con la presentazione e le lascio a breve la parola. Prima ricordo solamente alle persone che ci seguono da remoto che potete porre le vostre domande alla nostra relatrice di questa sera commentando le dirette nei profili social oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione 370 318 6802. Quindi non mi resta che lasciare la parola alla dottoressa Antonella Viola e augurare a tutti buon incontro. Grazie. Grazie.
Grazie, buonasera, grazie per essere qui. Allora, io ho il compito di portarvi con me per i prossimi 45 minuti, giusto, in una chiacchierata a tutto tondo sul benessere. Quando appunto mi è stato chiesto di pensare a un titolo, la prima parola a cui ho pensato appunto è stata equilibrio, seguita dalla parola ritmo. Ed è questo il motivo appunto per cui queste due parole sono così importanti, è quello che cercherò di spiegare nella nostra chiacchierata. Prima di tutto diciamo che cosa vuol dire star bene? Da un punto di vista medico, star bene significa essere appunto in equilibrio. Noi usiamo moltissimo il concetto di omeostasi, cioè quella condizione del nostro corpo, quella capacità del nostro corpo di mantenere costante una serie di variabili con il cambiare invece delle condizioni intorno a noi. Quindi di cercare in qualche modo una stabilità in un ambiente che cambia continuamente. Però quando i nostri studenti, e tra l'altro vedo una studentessa in sala, una mia studentessa in sala, quando i nostri studenti imparano il concetto di omeostasi, capiscono anche che è un equilibrio dinamico, non è un equilibrio statico, è una continua trasformazione, un continuo movimento, perché di statico appunto nel mondo reale, nella vita non c'è niente. E il nostro corpo appunto si adegua a questi cambiamenti. Io sono un'immunologa, mi occupo in particolare come scienziata da sempre del sistema immunitario, che è appunto quell'insieme di cellule e molecole che servono a proteggerci contro virus, batteri, ma non solo, fanno molto di più, perché è un sistema proprio deputato a mantenere una certa omeostasi, un certo equilibrio, un certo controllo nel nostro corpo. E qualche volta appunto quando le cose non sono in ordine, quello che il sistema immunitario fa è quello di trascinarci in una condizione in cui l'equilibrio è perso completamente, quando ci ammaliamo, quando ci viene la febbre, così è una perdita di equilibrio con lo scopo proprio di ritrovare un nuovo equilibrio. Ma allora, partendo da questo e andando un po' più sul concreto, se io dovessi dire che cos'è fondamentale per mantenere l'omeostasi del nostro corpo, cioè questo equilibrio, questo benessere, ogni volta che devo fare una classifica io metto sempre al primo posto una cosa, e che è dormire. Allora cerchiamo di capire insieme perché dormire è così importante. Partirei col dire però prima un'altra piccola, faccio una premessa. La parola ritmo, tutte queste funzioni che dicevo del nostro corpo, che si muovono, che oscillano, in realtà oscillano in una maniera molto ordinata, seguendo dei ritmi precisi. Nel 2017 è stato assegnato il premio Nobel per la medicina alla scoperta dei ritmi circadiani. Cosa sono? Sono delle oscillazioni costanti che si ripetono in maniera costante nell'arco delle 24 ore e che regolano moltissime funzioni del nostro corpo, oserei dire quasi tutte le funzioni del nostro corpo, nel senso che proprio il nostro corpo si comporta quasi come un orologio automatico che attiva alcune vie a degli orari precisi, a dei momenti precisi della giornata. Ma per farvi un esempio appunto di un ritmo circadiano molto noto che sperimentiamo tutti, appunto vi faccio l'esempio del sonno. La mattina noi ci svegliamo e poco prima del nostro risveglio nel nostro corpo accade qualcosa di incredibile, perché il nostro corpo anticipa il risveglio attraverso la produzione del cortisolo. Il cortisolo è un ormone molto conosciuto e anche molto un po' bistrattato, un po' odiato, no? Perché è l'ormone dello stress, è quello che ci rende nervosi, che ci rende ansiosi, che ci fa ingrassare, e in effetti nella chiacchierata che faremo vedremo che la deregolazione, la mancanza di equilibrio nella produzione di cortisolo è effettivamente un problema, tra l'altro anche legata alle dipendenze. Ma
il cortisolo che viene prodotto e rilasciato la mattina per anticipare il nostro risveglio ha una funzione importantissima. Serve ad attivare il battito cardiaco, serve a preparare il nostro corpo all'azione, al movimento, serve a renderci svegli, vigili, quindi a prepararci alla vita attiva durante la giornata. Poi noi viviamo la nostra giornata, arriva la sera, arrivano più, insomma, a seconda del momento della giornata, arriva il momento del tramonto. Questo è un altro momento magico, perché quando il sole tramonta nel nostro corpo succede qualcosa di, appunto, di incredibile. Dovete sapere che il nostro cervello è in qualche modo collegato alla luce del sole, percepisce la luce del sole, lo fa attraverso la retina dei nostri occhi e la retina invia i segnali luminosi che cattura dalla luce solare, invia dei segnali a una zona particolare del nostro cervello che serve a regolare appunto l'oscillazione del sonno. Quando il sole tramonta, l'assenza di segnali luminosi, l'assenza dei raggi del sole, fa sì che il nostro cervello cominci a produrre la melatonina. Ecco che quindi parte l'altro ritmo. Abbiamo avuto la mattina il cortisolo, poi arriva la sera, arriva il tramonto, il cortisolo cala, diventa minimo, aumenta la produzione della melatonina. La melatonina la conoscete, penso tutti quanti, perché ahimè se ne fa anche un abuso a livello di integratori e così via per dormire. Ma la melatonina appunto è un ormone che regola il sonno, che concilia il sonno, soprattutto regola la qualità del nostro sonno. E comincia a essere prodotta appunto quando il sole cala, quando inizia il tramonto, quando arriva il buio. Il buio, quindi l'assenza di segnale, i nostri occhi percepiscono che è arrivato il momento di dormire e quindi preparano, di nuovo anticipano il momento della notte, ci preparano al sonno. Questo è un ritmo circadiano, questo è il ritmo circadiano del sonno-veglia. Noi siamo animali diurni, quindi da un punto di vista evolutivo ci siamo evoluti per dormire quando il sole non c'è e per stare svegli quando c'è la luce, e quindi il nostro corpo segue esattamente nell'evoluzione questo ritmo. Pensate che cosa bellissima, è proprio il sole che determina l'oscillazione delle nostre funzioni anche molto complesse, come vedremo, perché il sonno non è spegnersi, il sonno ha una funzione fondamentale. Ecco, già ora che vi ho detto questa cosa, prima che io vi racconti a cosa serve dormire, cosa accade quando dormiamo, già dovrebbe in voi essersi accesa, no, un'idea. Ma in realtà non diventa buio, no? Cioè, in realtà quando il sole cala noi abbiamo l'energia elettrica, abbiamo l'illuminazione. Allora, è vero, l'energia elettrica, le luci che abbiamo in casa così fanno in modo che non ci sia buio nel nostro ambiente, però devo aggiungere allora una qualcosa di particolare. Prima vi ho detto che la retina dei nostri occhi percepisce la radiazione luminosa e segnala al cervello dicendo se c'è il sole, se siamo quindi nella fase di attività diurna o nella fase in cui dobbiamo andare a dormire e riposarci. Beh, però in realtà la retina è particolarmente sensibile a un tipo di luce, a un tipo di radiazione che viene emessa, ed è la luce blu. E questo adesso vi dovrebbe far capire che il problema che negli ultimi anni stiamo vivendo in maniera molto intensa, cioè quello dell'insonnia, soprattutto anche nei giovanissimi, perché un po' di insonnia, disturbi del sonno, più che insonnia, difficoltà a dormire, la perdita della qualità e della quantità nelle persone di una certa età, insomma, è abbastanza normale, c'è sempre stato, fa parte un po' dei cambiamenti che si susseguono nel corso della vita, ma che questo accada nei giovanissimi è veramente strano. Dovrebbero dormire decisamente bene e invece no, invece i ragazzi soffrono moltissimo di insonnia e soffrire di insonnia si porta dietro tutta una serie di problemi, si porta ansia, si porta stress, porta una serie di problemi fisici e appunto di tipo psicologico. Perché?
perché la luce blu, fonti di luce blu sono entrati pesantemente nelle nostre vite. I telefonini, i computer sono fonti di luce blu. Ecco che già il semplice fatto di stare fino a tardi la sera con un telefonino in mano, già questo sta disturbando. Finché io sono davanti al computer perché devo lavorare, perché devo giocare online, perché devo chattare o davanti a un telefonino, sono, non so, le 10 di sera, le 11 di sera, beh, io sto impedendo al mio corpo di produrre la melatonina. Sto riducendo la quantità di melatonina che viene prodotta ed è normale quindi che poi spengo il telefonino, magari sono già a letto, spengo il telefonino, spengo la luce e dico beh, perché non dormo? Non c'è niente di anormale in questo, forse è più strano a chi accade il contrario, perché sicuramente ci saranno le persone che dormono benissimo. Beh, però appunto sono persone molto fortunate, perché se noi stiamo veramente fino a tardi davanti a queste fonti di luce blu, andiamo a disturbare il nostro ritmo circadiano, il nostro ritmo circadiano più importante. E naturalmente questo si lega anche alla questione della dipendenza da social, per cui i ragazzi non riescono a staccarsi dal telefonino e naturalmente questo porta a un'ansia, uno stress, un disturbo del sonno che amplifica la dipendenza stessa. Perché il sonno è così importante? Il sonno è importante perché non è un momento in cui appunto non succede niente, ci spegniamo come quando spegniamo il nostro computer. No, durante il sonno è una fase molto attiva per la nostra salute. Gli scienziati da tanto tempo studiano il sonno e il motivo per cui dormiamo. Perché è così importante dormire? Noi possiamo stare a lungo senza cibo, senza mangiare, possiamo... no, beh, va bene, grazie. Possiamo stare a lungo senza mangiare, possiamo persino scegliere di non mangiare. Purtroppo accade anche questo, si può scegliere di non mangiare per uno sciopero, per protestare, a volte non si mangia per una serie di disturbi. Non possiamo scegliere di non dormire, è impossibile, ci si addormenta, il nostro corpo ci impone di dormire. Noi dormiamo il 36% del nostro tempo, è tantissimo. Cioè pensate, una persona che vive a 84 anni, che è l'aspettativa di vita media in Italia, non massima, media, una persona che vive a 84 anni ha trascorso 30 anni della propria vita dormendo. Detta così spaventa, no? Perché uno dice, ma smetto di dormire subito, perché in quei 30 anni sai quante cose avrei potuto fare, viaggiare, amare, studiare. In realtà no, in realtà il tempo dedicato al sonno è un tempo non negoziabile perché gli scienziati oggi sono orientati su ci sono tante teorie sul perché noi dormiamo, ma due sono quelle più solide, proverò a raccontarvele, a spiegarvele. La prima sostiene che quando noi dormiamo il cervello in qualche modo si liberi, faccia pulizia di tutto quello che è tossico, quello che è dannoso e tutto quello anche che lo rallenta. Per esempio ci sono degli studi oggi che indicano che durante il sonno vengano rimosse le specie reattive dell'ossigeno, i radicali liberi, che sono delle molecole che danneggiano le nostre cellule se si accumulano, se non vengono eliminate prontamente. E appunto ci sono una serie di studi che dimostrano che se non si dorme, questo stress ossidativo si chiama, va a colpire i nostri neuroni che non funzionano poi in maniera appropriata. Ci sono persino degli studi che suggeriscono che durante il sonno venga eliminata la proteina che causa l'Alzheimer e che quindi ci sia una relazione tra la mancanza di sonno e lo sviluppo della patologia di Alzheimer. Ma io vi faccio invece un esempio che non è così drammatico e vi parlo di una sostanza che voi ora ve la nominerò, voi probabilmente, a meno che non siate scienziati, medici, biologi, non la conoscete, però vedrete che invece è molto familiare
c'è una sostanza, una molecola, si chiama adenosina, che rallenta un po' il nostro cervello, non lo fa funzionare bene, cioè non è che lo danneggi, semplicemente lo fa, sapete quella sensazione di sonnolenza, quella sensazione un po' di stordimento quando non riusciamo a concentrarci? Beh, quando noi ci svegliamo la mattina dopo un buon sonno, l'adenosina nel nostro cervello è praticamente assente, non c'è, i suoi livelli sono bassissimi, quindi noi siamo molto lucidi. Poi man mano che viviamo la nostra vita, l'attività dei nostri neuroni fa sì che venga prodotta dell'adenosina che si va ad accumulare, si accumula finché non arrivano, che ne so, quelle 2, le 3 del pomeriggio, che è il momento in cui ci sentiamo stanchi, facciamo fatica se siamo a una conferenza a tenere gli occhi aperti, ci viene un po', insomma, quel colpo di sonno che conosciamo tutti quanti benissimo. Beh, che cosa facciamo quando ci succede una cosa del genere? Come combattiamo? Come l'essere umano combatte il sonno del pomeriggio? Ecco, il Signore dice il caffè. Perché beviamo il caffè? Perché la caffeina è un antagonista dell'adenosina. Che cosa vuol dire? Che va in qualche modo a bloccare l'azione dell'adenosina. E quindi è come l'adenosina c'è ancora nel nostro cervello, ma non funziona, il cervello non la sente. Ecco che ci svegliamo, ecco che ci sentiamo più lucidi, perché andiamo proprio a bloccare questa molecola che si è accumulata. L'altra cosa che si fa, le persone fortunate cosa fanno? Fanno un pisolino. Il pisolino, quei 20 minuti, mezz'ora di sonno, è importante perché appena ci addormentiamo l'adenosina va via, viene rimossa. Quindi mentre col caffè in qualche modo stiamo imbrogliando, no, il nostro cervello, e infatti appena l'effetto della caffeina passa la stanchezza la sentiamo tutta, invece con il riposino noi ce ne liberiamo. Ecco, questo è un esempio facile che possiamo conoscere, però così come ci liberiamo dell'adenosina, noi ci liberiamo col sonno di tutta una serie di sostanze che appunto affaticano o danneggiano addirittura il nostro cervello. Ma sicuramente l'altra teoria, quella principale, la spiegazione che oggi i neuroscienziati danno al sonno e alla sua importanza, sta nella plasticità neurale. Che cosa vuol dire? Beh, il nostro cervello è plastico, non nel senso che lo possiamo manipolare e modellare come non so, un materiale duttile, ma è plastico nel senso che le connessioni tra i neuroni cambiano di continuo, si creano nuove connessioni continuamente, tutta l'esperienza che noi viviamo, le cose che state ascoltando in questo momento, le cose che avete vissuto questa giornata, diventano ricordi. In che modo? Attraverso la creazione di nuove connessioni a livello del nostro cervello, dei nostri neuroni. Ecco, questa plasticità che ci permette di imparare, che ci permette di evolverci come persone, come singole persone. Beh, non so, faccio un esempio, la corteccia prefrontale. La corteccia prefrontale, che è quella un po' che ci contraddistingue, no? Gli esseri umani rispetto agli altri animali, è la sede dei ragionamenti più fini, è la sede anche di quel senso di controllo che abbiamo, della nostra capacità di essere dei cittadini civili, di non pensare, di non agire con aggressività, insomma di fare delle scelte razionali, ragionevoli, pesate. Beh, la corteccia prefrontale non si sviluppa completamente prima dei 25 anni di età, che spiega tantissimo dell'adolescenza, se ci pensate, perché gli adolescenti fanno scelte così che a noi sembrano, noi non più giovanissimi, sembrano così irrazionali, anche per questo motivo, perché hanno una corteccia prefrontale che ancora non funziona al meglio, ed ecco perché questa è una fase della vita estremamente delicata. È una fase anche in cui è facile cadere vittima di scelte sbagliate, di dipendenze, proprio perché c'è una parte così importante del cervello che ancora è in via di sviluppo. Beh, allora, tutta la plasticità, questo rimodellamento così importante per fare di noi quello che siamo, avviene di notte.
avviene di notte mentre dormiamo. Non è di giorno. Di giorno il nostro cervello è come in una modalità attiva per poter interagire con l'ambiente. Non può prendersi cura di se stesso, non può pensare di riorganizzarsi. E quando dormiamo, in particolare in alcune fasi del sonno, che avviene questo rimodellamento. Infatti la prima cosa che accade quando una persona non dorme a lungo è una perdita di memoria, un difetto nella memoria. Perché? Perché non può consolidare l'esperienza vissuta durante il giorno in ricordo. La trasformazione del vissuto, dell'esperienza in ricordo, in memoria, avviene di notte. Di notte avvengono tantissime altre cose, appunto io sono un'immunologa, di notte il sistema immunitario viene in qualche modo riequilibrato rispetto alle sue funzioni. Ecco che chi non dorme è più infiammato. Ecco che chi non dorme ha un rischio maggiore di tutte quelle malattie che hanno una base infiammatoria, le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie autoimmuni. Sono tutte condizioni in cui il sistema immunitario non è regolato nel modo giusto. Ma non solo. Da un lato il sistema immunitario diciamo funziona troppo, nel senso che aumenta l'infiammazione, ma funziona anche male. Perché per esempio chi non dorme è più suscettibile alle infezioni, molto di più rispetto a chi dorme. Ci sono degli studi bellissimi fatti sugli studenti universitari nei periodi di esame in cui dormono poco e nei periodi invece in cui dormono, e si vede l'incidenza di infezioni che è completamente diversa. Quindi anche la risposta ai vaccini è diversa. Chi non dorme non produce anticorpi a sufficienza e quindi non è abbastanza protetto. Quindi davvero durante il sonno avvengono tantissime cose importantissime per la nostra salute ed è questo il motivo per cui dormire, come dicevo prima, è un tempo non negoziabile. Chi non dorme è più stressato, perché è più infiammato, c'è una perdita di regolazione nella produzione anche dell'ormone dello stress. Tra l'altro c'è ovviamente un circolo vizioso tra stress e insonnia, perché ovviamente una delle cause principali dell'insonnia qual è? Il rimuginio, cioè avere l'incapacità di spegnere il cervello, perché continuiamo a pensare a se avessi fatto questa cosa, ma domani. Ecco, questa è oggi considerata la prima causa di insonnia in generale, di insonnia conclamata, non dei disturbi del sonno. Però appunto ovviamente chi non dorme poi il giorno dopo sarà meno capace di gestire i problemi relazionali, i problemi psicologici, i problemi anche materiali, fisici, perché sarà più stressato, irritabile e quindi si crea davvero un circolo vizioso negativo. Quindi per dormire noi abbiamo bisogno di, prima di tutto, qualche regola di base. La prima regola per dormire bene dovrebbe essere quella: la mattina ci si sveglia, ci si espone alla luce del sole. Stare chiusi in casa non aiuta ad attivare i nostri ritmi circadiani, perché l'abbiamo detto prima, il principale regolatore dei nostri ritmi circadiani è il sole. Quindi se noi viviamo chiusi in casa, se non ci esponiamo al sole, non diamo modo al nostro corpo di far attivare bene questo ritmo in maniera molto precisa. Ecco perché, non so se avete sentito dire, ci sono diversi colleghi, scienziati che dicono la mattina quando ci si sveglia la prima cosa che bisogna fare è o una bella passeggiata oppure almeno aprire la finestra, guardare fuori, esporsi alla luce. Al contrario, la notte, la sera, 2-3 ore prima di andare a dormire noi dovremmo staccare i computer, spegnere i cellulari, allontanarci da queste fonti di luce blu,
e di stress e di ansia, perché se stiamo al computer per lavorare siamo stressati, se stiamo sul cellulare per vedere social o addirittura notizie terribili, perché oggi le notizie che leggiamo sono veramente terribili, sicuramente non siamo in uno stato d'animo di serenità. In più appunto stiamo bloccando la produzione di melatonina, quindi una prima regola è attenzione con la luce. Abbiamo bisogno della luce del sole al mattino e la sera abbiamo bisogno di spegnere le fonti di luce blu. Ma un altro fattore che incide moltissimo sui ritmi circadiani, sul sonno e sul nostro benessere da tanti punti di vista è l'alimentazione, chiaramente. Alimentazione perché incide sui ritmi circadiani? Perché il nostro metabolismo si è evoluto, abbiamo detto all'inizio, noi siamo animali diurni, quindi attivi quando c'è il sole e dovremmo dormire quando c'è la notte. A proposito, dovremmo dormire 7-8 ore per notte di fila. Vedo sempre quando dico questa cosa delle facce di persone che dicono sì, ma quando mai? E invece sì, questo è quanto bisognerebbe dormire, perché dormire meno di 5 ore per notte è una cosa ormai proprio scientificamente provata, espone al rischio di tante patologie che possiamo evitare cercando appunto di migliorare il nostro stile di vita e dormire un po' di più. L'alimentazione come incide su questo? Dicevo appunto, noi siamo animali diurni, fase attiva il giorno, fase attiva vuol dire anche che ci si nutre nella fase attiva. Tutti gli animali diurni si nutrono esclusivamente di giorno, tutti gli animali notturni dormono di giorno e si nutrono di notte. E noi invece, noi ci nutriamo praticamente a qualunque ora del giorno, della notte, non abbiamo limiti, abbiamo un frigorifero, non dobbiamo uscire a cercare il cibo, abbiamo la dispensa, il frigo, quindi il cibo è sempre disponibile. Ora, immaginate, no? Prima vi ho detto che ci sono una serie di ritmi circadiani nel nostro corpo che oscillano e vi ho parlato di quello del sonno, quello più importante, quello del cervello. Ma così come il cervello ha il suo ritmo circadiano, anche tutto il resto del nostro corpo ha i suoi ritmi. Dovete immaginare il nostro corpo non come un orologio, ma come il negozio di un orologiaio. Quindi quando voi immaginate il nostro corpo dovete immaginare tanti orologi, c'è il pancreas, c'è il fegato, c'è l'intestino, c'è il sistema immunitario, tanti orologi. Ora pensate il negozio di un orologiaio in cui suonano sveglie a tutte le ore, un orologio segna le 4 del pomeriggio, l'altro le 6 della mattina, insomma un disordine totale. Ecco, questo è quello che accade nel nostro corpo quando c'è quello che noi scientificamente chiamiamo una desincronizzazione dei ritmi circadiani. Per esempio, facciamo un esempio, sono le 9:30 di sera, le 10 di sera, sono stato bravo, ho messo via il telefono, mi sto rilassando, il mio cervello sta segnalando al corpo che bisogna produrre la melatonina si sta accumulando e mi sta preparando ad andare a dormire, 9:30 alle 10, sto così tranquillo e mi apro il frigo e non lo so, mangio un pezzo di torta, un panino con la soppressa, non lo so che cosa mangiate la sera, anche i cracker, anche i tarallini, anche i biscotti, anche il pezzo di cioccolata, qualunque cosa vi piaccia mangiare la sera. Nel momento in cui noi mangiamo qualcosa, che cosa succede? Beh, lo stomaco dice bisogna attivarsi, non è ora di dormire. È arrivato il momento di digerire, perché il pancreas deve produrre l'insulina per forza, abbiamo introdotto, no? E quindi in qualche modo il nostro sistema apparato digerente così si attiva e poi si dovrà attivare il metabolismo, farà fatica ad attivarsi perché il metabolismo si attiva molto meglio di giorno, ma si dovrà comunque attivare perché questa roba che abbiamo mangiato va metabolizzata. In qualche modo noi stiamo dicendo che il cervello sta segnalando che è ora di andare a dormire, che è notte, è ora di andare a dormire. E il resto del corpo dice ma no, siamo nella fase attiva della giornata perché stiamo mangiando. Ecco che si crea disordine.
questo è proprio un tipico esempio di disordine. Tra l'altro c'è poi tutta una storia difficilmente alle 10, alle 11, a mezzanotte, quando abbiamo voglia di qualcosa, difficilmente ci mangiamo la carota, difficilmente ci mangiamo il gambo di sedano, no? È proprio quell'orario in cui si mangiano quelle cose che bene certamente non ci fanno. Quindi, messo tutto insieme, l'altra regola che potremmo dare per dormire bene è, nelle 2-3 ore che precedono il momento in cui andiamo a dormire, non solo evitiamo il telefono e il computer, ma evitiamo di mangiare. Quindi se ceniamo, facciamo la nostra cena, finiamo alle 8 di sera di mangiare, basta, se ne riparla la mattina dopo, non è necessario continuare a mangiucchiare davanti alla televisione fino a che non andiamo a dormire. E questo non aiuta il sonno, non ci aiuta a trovare un ritmo. Adesso l'alimentazione in realtà agisce sul nostro benessere in modi molto complessi. Qui abbiamo detto è importante quando mangiamo, senza dubbio. Dobbiamo mangiare nella fase attiva della nostra giornata, quindi quando c'è il sole, non quando dobbiamo andare a dormire. Ma conta ovviamente anche moltissimo, questo lo sapete molto bene, anche il quanto mangiamo e il cosa mangiamo. Il quanto mangiamo è importante per la nostra salute, perché se noi mangiamo più di quello che consumiamo, quindi il bilancio calorico non è più un bilancio, ma è completamente sbilanciato, cioè introduciamo più calorie di quelle che ci servono, queste calorie vengono trasformate in tessuto adiposo, in grasso. Il grasso che cos'è? Non è una dispensa inerte in cui mettiamo appunto energia che oggi non ci serve, che magari un giorno ci servirà, sta là, non ci dà fastidio. Cioè, se fosse così sarebbe solo una questione estetica e i medici non parlerebbero di sovrappeso, di obesità. E il problema è che non è una questione estetica, perché il grasso, il tessuto adiposo, è un tessuto metabolicamente molto attivo che parla in maniera specifica con il sistema immunitario, cioè che causa infiammazione. Le persone che soffrono di obesità sono persone che hanno livelli di infiammazione maggiori rispetto alle persone normopeso. Quindi più tessuto adiposo c'è, più c'è infiammazione nel nostro corpo, e avere infiammazione vuol dire di nuovo andare a compromettere la salute di tutti i tessuti del nostro corpo, anche il cervello, anche il nostro cervello. Pensate che anche la depressione è una patologia oggi che è considerata di base infiammatoria. Dicevo, quindi conta quando mangiamo, conta quanto mangiamo, quindi dobbiamo mangiare il giusto per poter svolgere le nostre funzioni e non accumulare tessuto adiposo. Conta moltissimo cosa mangiamo. Perché? Perché questo passa soprattutto attraverso il rapporto che c'è tra la nostra salute e quei microbi che vivono all'interno del nostro corpo, del nostro intestino. Quella che una volta chiamavamo la flora batterica, vi ricordate? Ecco, che oggi si chiama microbiota intestinale. Questi microbi che vivono, noi siamo pieni di microbi, vivono ovunque, sulla pelle, cioè ovunque, ma quelli del tratto gastrointestinale sono particolarmente studiati. Sono molto interessanti perché sono microbi che ci aiutano a digerire, ad assorbire i nutrienti, ci aiutano a proteggerci dalle infezioni perché competono con i microbi cattivi, ci sono quelli buoni e quelli cattivi, quelli buoni sono quelli che non ci danno problemi. Sono importanti appunto perché partecipano quindi al nostro metabolismo. Il punto è che questi microbi dipendono per vivere da quello che mangiamo noi, cioè hanno bisogno di nutrirsi, giusto? Non escono a fare la spesa, quindi si nutriranno di quello che noi mangiamo. Ora, noi sappiamo che esistono microbi che sono pro-infiammatori, cioè che causano infiammazione,
e microbi che sono antinfiammatori, cioè che spengono attivamente l'infiammazione e tengono in equilibrio perfetto il sistema immunitario. Oggi si pensa che siano tra i migliori controllori del sistema immunitario i nostri stessi microbi. E allora il segreto è semplice, dobbiamo fare in modo di nutrire i microbi buoni, quelli antinfiammatori che ci proteggono, ci mantengono in salute, e di cercare di far sparire dal nostro corpo quelli che invece ci infiammano. E questo dipende dalla genetica, dipende da un sacco di cose, ma dipende fortemente da quello che mangiamo. Ecco perché gli immunologi da una decina d'anni parlano di cibo, perché altrimenti una volta non eravamo noi a occuparci di queste cose. Perché ce ne occupiamo? Proprio per questi studi, perché sappiamo che mantenere il sistema immunitario in equilibrio significa avere un microbiota in equilibrio. Noi la definiamo eubiosi. Eubiosi vuol dire che appunto i microbi sono positivi, no? È buono, ci fa del bene, mentre la disbiosi è una condizione in cui i microbi ci causano patologia. Allora, quali sono questi cibi? E sono sempre quelli, cioè qui non vi dico niente di nuovo. La dieta mediterranea, questo è stato dimostrato chiaramente, quindi i microbi buoni si nutrono di fibre vegetali. Quindi noi dobbiamo mangiare verdura, cereali integrali, quindi farro integrale, orzo integrale, queste cose qui. Dobbiamo mangiare legumi che sono spariti dalle tavole degli italiani. Ora pian piano, a furia di parlare di dieta mediterranea, stanno tornando, però insomma rispetto ai consumi di una volta. Dobbiamo mangiare frutta, verdura, insomma una dieta equilibrata, nel senso che ogni giorno nella nostra alimentazione, la famosa piramide alimentare, la base è costituita da cereali integrali, frutta e verdura, e poi man mano si sale, la carne rossa soprattutto è molto in alto, sopra la carne rossa ci sono solamente i dolci, cioè quindi proprio che devono essere una cosa occasionale. Ecco, ovviamente questa è una cosa che noi continuiamo a dire, ma che poi nella pratica si fa fatica ad attuare. Ma forse appunto capire questo concetto che il mangiare, molto spesso le persone che hanno la fortuna di essere snelle, di non avere problemi, di accumulare peso, dicono ma sì, ma io posso permettermi di mangiare qualsiasi cosa, e invece no, perché è ovvio che ci vogliono molti anni prima che gli effetti di questa alimentazione sbagliata si manifestino, ma questi prima o poi si manifestano, e quindi mantenerci in salute significa necessariamente intraprendere il percorso della nutrizione in equilibrio. Non so se abbiamo ancora tempo, io ho bisogno di aggiungere ancora due concetti. Beh, uno è molto rapido, l'attività fisica. L'attività fisica, esercizio fisico costante e regolare, che non vuol dire la maratona, che anzi potrebbe, cioè, in eccesso può infiammare, ma vuol dire appunto, gli scienziati lo hanno anche proprio quantificato che cosa vuol dire alternare almeno 3-4 volte a settimana delle camminate a passo veloce, sostenuto quindi, e alternarlo soprattutto dopo i 50 anni con degli esercizi mirati a sviluppare la forza muscolare. Perché? Perché il muscolo è il tessuto più abbondante del nostro corpo, è il più abbondante. Se il muscolo sta male, se il muscolo soffre, sta male per forza tutto il nostro corpo. Non abbiamo un metabolismo giusto, siamo infiammati, le ossa soffrono perché dipendono dai muscoli. Quindi mantenere i muscoli in salute serve appunto per avere un metabolismo sano, un sistema immunitario sano, e avere appunto quella forza quando siamo anziani che ci permette di essere autonomi, fare le scale, alzarci dalla sedia, andare a ballare, insomma avere una vita piena piuttosto che non essere più autosufficienti. Non solo, devo fare una piccola parentesi, fare sport stimola
la produzione di dopamina, stimola la produzione di serotonina, quindi fa benissimo all'umore, fa benissimo contro lo stress, fa benissimo contro la depressione. Ci sono tanti studi che fanno vedere come l'esercizio fisico sia importante nella depressione. Quindi è importante anche dal punto di vista dell'umore, moltissimo. Così come al contrario, prima abbiamo parlato di alimentazione, anche lì c'è tutto un tema dei cibi spazzatura che vanno ad agire sul sistema della ricompensa della dopamina e che quindi fanno sì che ne vogliamo sempre di più, ovviamente andando a causare poi quei problemi che conosciamo. Lo sport può aiutare molto da questo punto di vista, perché in genere seguire uno sport vuol dire anche trovare un equilibrio nell'alimentazione e nel sonno, perché fare sport non troppo tardi la sera, perché anche quello ovviamente, se io faccio la partita di calcetto alle 11 di sera, difficilmente a mezzanotte riuscirò a dormire, cioè il corpo si è attivato e così via, però insomma magari la possiamo fare alle 6 di pomeriggio, alle 5 di pomeriggio, al mattino, non lo so, insomma trovare il momento adatto, che poi ognuno deve conoscere il proprio corpo e vedere come reagisce. L'ultimo punto che volevo toccare importante è quello della socialità, che sta diventando sempre più chiaro in medicina come la socialità sia essenziale per la salute. Perché? Non lo sappiamo ancora al 100%, perché quando noi vediamo che leghiamo infiammazione e socialità, dobbiamo fare tutto un percorso complesso per riuscire a spiegarla, ma sicuramente uno dei meccanismi sta nella riduzione dello stress. Lo stress, e qui torniamo a quel cortisolo che abbiamo visto quando ci svegliamo la mattina, che ci fa essere vigili, svegli. Il cortisolo è importante, la risposta, perché abbiamo la risposta allo stress? Che cos'è lo stress? Lo stress voi non dovete pensarlo nella nostra vita, la vita degli esseri umani è una vita non naturale, no? È una vita in cui non c'è niente che ricorda la vita della natura degli animali. Negli animali la risposta allo stress serve perché la zebra vede il leone e il cuore deve cominciare a battere veloce, i muscoli devono cominciare a usare lo zucchero, consumare lo zucchero per poter correre e quindi deve essere in grado di salvarsi. Fa parte di quella che viene chiamata la risposta di attacco o fuga. L'animale davanti a un pericolo, un predatore, o attacca oppure scappa. E il picco di cortisolo che viene prodotto nel corpo fa sì che tutto il corpo sia focalizzato verso proprio la fuga o l'attacco, questa risposta così rapida. E il problema è che in noi lo stress, sì, c'è il momento in cui ci spaventiamo magari e sentiamo il cuore che batte, quello è il cortisolo che è stato rilasciato. Il problema è che per noi lo stress invece diventa una cosa cronica. Quindi noi abbiamo livelli di cortisolo più bassi del picco fortissimo che viene rilasciato quando c'è un momento di paura, però più alti del normale, che agiscono cronicamente, quindi per tempi molto lunghi, nel nostro corpo. E questa produzione costante, da cosa viene questo stress? Ognuno di voi saprà da cosa viene il proprio stress. L'ambiente di lavoro difficile, problemi in famiglia, problemi economici, cioè ci sono problemi insomma, sociali, ci sono tante ragioni che possono causare lo stress. Questo stress appunto fa sì che ci sia questo squilibrio nella produzione del cortisolo, e il cortisolo andrà a modificare cosa? Andrà a modificare prima di tutto il cuore, la circolazione, i vasi sanguigni, per cui il rischio maggiore di patologie cardiovascolari, andrà a modificare il sistema immunitario. Di nuovo lo sbilancia, per cui ci sono tutta una serie di dati che legano appunto lo stress con l'aumento delle malattie autoimmuni, per esempio, e d'altro canto con una minore protezione nei confronti di virus e batteri, perché purtroppo il sistema immunitario fa sempre così, no? Se si sbilancia diventa aggressivo verso il nostro corpo e meno protettivo. Agisce anche sul cervello, meno memoria,
per esempio, meno capacità di concentrarsi, meno capacità anche di prendere decisioni sagge, meno capacità di resistere alle tentazioni. C'è anche, come prima vi dicevo che c'è un circuito, un circolo vizioso tra sonno e stress, c'è un circolo vizioso tra dipendenza e stress. Perché? Perché una persona stressata magari cerca una gratificazione in qualcosa, che sia una sostanza, che sia un gioco, che sia... Il problema è che poi il consumo eccessivo di quella sostanza o di quel tipo di strategia per compensare lo stress porterà a una minore sensibilità alla dopamina, porterà a un minore controllo dello stress, un bisogno di avere sempre di più di quella sostanza e quindi un aumento dello stress. Ed ecco che quindi di nuovo torniamo nel circolo vizioso. Allora, che cos'è che ci aiuta contro lo stress? Ci sono un paio di cose. Beh, prima di tutto dove si può uscire dalla situazione stressante, quindi cercare di risolverla, però questo lo sappiamo tutti, a volte è possibile, a volte questa cosa non è possibile. Tra l'altro tra le definizioni di stress c'è anche proprio questa condizione che non possiamo liberarcene, perché sapete, anche venire su un palco a parlare provoca un po' di stress, però è una cosa che io scelgo di fare, quindi non è uno stress che io vivo male, cioè certo avrò un po' di cortisolo che mi aiuterà a ricordarmi quello che vi volevo dire, che mi ero scritta qui e che non ho aperto, perché probabilmente grazie al cortisolo me lo sono ricordato, però insomma non è un problema. E invece quando pensiamo alla situazione di essere in un posto di lavoro dove ricevi mobbing e non te ne puoi andare, non ti puoi licenziare perché di quel lavoro hai bisogno, ecco che lì è una situazione completamente diversa. Quindi dire sì, bisogna cercare di risolverlo, in alcuni casi è possibile, però in alcuni casi è possibile. Poi che cosa possiamo fare praticamente? La socialità si è visto chiaramente che funziona. Funziona avere una rete di amici, funziona ridere con gli amici, funziona parlare, funziona condividere la preoccupazione. Già il fatto stesso di poterne parlare con qualcuno riesce ad abbassare i livelli di stress. La risata è un potente antistress, è un potente antinfiammatorio, quindi funziona davvero, stimola in modo positivo il sistema immunitario. Quindi questo si è visto chiaramente, poi tra l'altro produce dopamina, produce ossitocina, che quindi ci fa star bene, no? Sono quegli ormoni che ci aiutano ad avere il buon umore in qualche modo, a stare meglio. C'è poi tutta la parte sulla meditazione, oggi si sta lavorando molto in questo senso e cominciano a esserci dei dati, degli studi scientifici, perché prima era un'esperienza personale, nella scienza l'esperienza personale non fa testo, nel senso che noi abbiamo bisogno di studi controllati in cui si facciano dei gruppi di confronto. Ecco, oggi cominciano ad esserci anche sulla meditazione e quella può essere un'altra strategia per riuscire a superare lo stress. Però ecco, è chiaro che c'è un rapporto molto forte, che isolarsi vuol dire... Io parlo qui da immunologa, non da psicologa, perché non è il mio mestiere. Isolarsi significa essere più infiammati. Chi si isola ha un livello di infiammazione più alto per motivi che stiamo studiando rispetto a chi invece ha una rete sociale attiva e gratificante. Quindi, concludendo, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che alla fine si tratta di mettere in pratica dei piccoli cambiamenti, delle piccole regole. Io da qualche anno ho preso l'abitudine di non cenare tardi. Io ceno massimo tra le 7 e le 7 e mezza, perché così poi vado a letto tranquilla, dormo bene, non ho nessun problema di sonno. Io dormo 8 ore tranquillamente senza difficoltà.
mentre prima ne avevo, perché anch'io quando ho affrontato, poi ci sono dei periodi, la menopausa, e ovviamente sappiamo tutti che ci sono dei problemi col sonno, così come ci sono problemi col sonno, come vi dicevo prima, invecchiando, ci sono problemi col sonno se si aumenta di peso, ci sono problemi col sonno quando si è stressati, sotto esame e così via, però insomma imparare a gestire, ad aiutare con questi piccoli cambiamenti la nostra vita, quindi mangiare un'alimentazione sana, un'attività fisica regolare, 7-8 ore di sonno per notte, la luce al mattino invece di alzarci e metterci già a studiare o a lavorare, insomma guardare il mondo fuori. Chiudere a un certo punto telefoni e computer dalle 8 di sera per poter poi dedicarsi ad altro, sono piccoli cambiamenti che però tutti insieme fanno la differenza. Oggi sappiamo chiaramente che se noi mettiamo in atto tutti questi cambiamenti possiamo ridurre il rischio parlo a livello di popolazione, di tante patologie, tutte quelle patologie che con la prevenzione e con gli stili di vita si possono evitare. Ora, purtroppo esistono tante patologie che non si possono evitare, ma almeno su quelle su cui possiamo lavorare tutti insieme sarebbe bene appunto cominciare a prevenirle e a prenderci cura di noi stessi. Grazie. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. I ringraziamenti arrivano anche dalle moltissime persone che sono collegate con noi. Per esempio, ce l'ho, ecco. Scusate, Michela dice grazie dottoressa per questa presentazione così interessante. Giovanna, grazie alla dottoressa Viola, come sempre sa darci dei consigli pratici per migliorare la qualità della nostra vita. Ecco, poi anche una persona che non si firma dice come genitore la ringrazio perché queste sono anche indicazioni per favorire la salute dei nostri figli, ragazzi e bambini. E un'altra persona si allaccia a questo perché chiede ci sono eventuali attenzioni aggiuntive per i bambini? Beh, i bambini devono dormire più di 7-8 ore, nel senso quando io dico 7-8 ore parlo degli adulti, hanno bisogno di dormire decisamente di più e purtroppo oggi c'è la tendenza a considerarli adulti e farli andare a letto quando vanno a dormire i genitori. Questo è sbagliatissimo perché proprio perché la plasticità del nostro cervello è massima nel bambino, no? Il cervello si sviluppa in quegli anni, hanno maggiore bisogno di dormire per favorire questo processo. Ovviamente un bambino che non dorme è un bambino che avrà maggiori difficoltà a concentrarsi a scuola, avrà maggiori problemi a gestire l'aggressività. Ci sono una serie di studi su questo. Beh, sul tema dei bambini, se posso, se ho un secondo, certo. C'è anche tutta una questione che è stata sollevata da una serie di pediatri nel mondo, la richiesta di spostare l'ingresso a scuola a un orario un pochino più tardivo. Perché non abbiamo detto, parlando del sonno, che esistono anche una serie di cronotipi. I cronotipi sono sia geneticamente determinati, nel senso che ci sono persone che sono più propense a svegliarsi la mattina prestissimo e persone che insomma hanno bisogno di svegliarsi più tardi, però è anche vero che questi cronotipi cambiano con l'età. I bambini e gli adolescenti hanno tipicamente un cronotipo ritardato. Cosa vuol dire? Che loro naturalmente, spontaneamente, avrebbero bisogno di svegliarsi più tardi, cioè svegliarsi, non so, alle 8 del mattino. Noi li svegliamo alle 6 molto spesso, perché? Perché devono andare a scuola, quindi magari vivono anche lontani dalla scuola, così. E ci sono tanti pediatri che hanno firmato appelli così per chiedere di ritardare l'ingresso a scuola, perché questo addirittura sono stati fatti degli studi
da economisti, avrebbe dei vantaggi enormi nelle prestazioni dei bambini a scuola, quindi sarebbero più bravi a scuola, e quindi gli economisti, che traducono sempre in costi-benefici dal punto di vista economico, hanno detto: è vero che c'è una spesa per riorganizzare la società e fare in modo che la scuola, invece che cominciare alle 8, inizi alle 9, però da un punto di vista economico questo ritornerebbe, perché i bambini sarebbero più sani, avrebbero meno bisogno quindi da adulti poi di terapie, e sarebbero più brillanti nelle loro professioni, guadagnerebbero di più, pagherebbero più tasse e quindi tornerebbe tutto quanto. Questo per dire che è un tema importantissimo, sì, quello della qualità del sonno, e la quantità e qualità del sonno dei bambini, che purtroppo è stato trascurato, nel senso che noi abbiamo adeguato le loro esigenze a quelle degli adulti, perché ovviamente se il bambino deve andare a scuola alle 9, anche il genitore deve entrare al lavoro alle 9:30, perché sennò il bambino chi lo porta a scuola? E ci facciamo troppa fatica a pensare di riorganizzare il mondo del lavoro in questa maniera, ma sbagliamo, di nuovo sbagliamo, perché guardiamo a domani, abbiamo una visione, non siamo in grado di avere lo sguardo a lungo termine, pensiamo solo a quello che è utile e economicamente vantaggioso nell'immediato. Non so se ci siano delle domande anche dal pubblico, ma intanto che eventualmente vi raggiunge la collega con il microfono, ci sono molti altri stimoli, per esempio l'aspetto dell'alimentazione ha sollecitato molti interventi. Qualcuno chiede anche la sua opinione rispetto all'alcol, perché dice proprio: un bicchiere di vino a pasto fa bene, si dice, ma cosa ne pensa? Ma perché lo chiedete a me? Se voi volete pensare così, pensatelo, il problema è che no, nel senso, una risposta scientifica. No, la risposta scientifica, che è la risposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Fondazione AIRC, così, è che l'etanolo, quindi tutto l'alcol è cancerogeno, quindi non è possibile dire che fa bene, perché è cancerogeno. Se una sostanza è cancerogena, è nella lista dei cancerogeni, di quelli in cui sappiamo chiaramente che sono cancerogeni, sappiamo il meccanismo di azione, per cui dire che fa bene non possiamo dirlo. Tornando al sonno, l'alcol per esempio disturba moltissimo il sonno, infatti negli alcolisti c'è ovviamente una serie di problemi e c'è un disturbo. E infatti la nostra idea che abbiamo, che magari anche la sigaretta, bere prima di andare a dormire o fumare prima di andare a dormire, non è vero che rilassa, è una finta impressione, nel senso che sul momento ti rilassa, ma disturba poi la qualità del sonno, per cui ci si sveglia subito dopo. Quindi no, non posso dire che fa bene, non fa bene bere. L'idea, c'era una vecchia idea che l'alcol potesse, si diceva che il vino rosso, non l'alcol, perché non si è mai detto che un bicchiere di whisky fa bene, si diceva che il vino rosso facesse bene, ma questo veniva da due diciamo concetti sbagliati, interpretati in maniera sbagliata. Il primo, c'era il famoso paradosso francese in cui si diceva i francesi mangiano formaggio, foie gras, carne rossa, ma non hanno più patologie di tipo cardiovascolare rispetto agli altri. Da cosa dipende questa cosa? Probabilmente perché bevono il vino rosso. Quindi era stata un'idea. L'altra è che per un po' ha girato l'idea che ci siano il resveratrolo, gli antiossidanti all'interno del vino rosso, e che quindi bere vino rosso abbia un effetto antiossidante, che ecco, cioè c'è una studentessa di medicina, è il contrario ovviamente, e il mio amico professor Garattini dice sicuramente per assumere una dose di resveratrolo che sia efficiente, cioè che veramente abbia un'azione sulle tue cellule antiossidante, devi bere 80 litri di vino al giorno. Solamente se bevi 80 litri di vino al giorno hai una quantità di resveratrolo che è attiva, no? Così funzionante, che ovviamente vuol dire che tutto il resto del corpo, ecco, quindi no, è semplicemente un'idea
un'idea vecchia, Un mito. superata, un mito, sì, una cosa che poi la scienza ha completamente ribaltato. E a proposito di scienza, altre persone ci chiedono, per esempio, se può spiegare un po' di più il concetto che ha illustrato prima, cioè quello del sistema immunitario che diventa aggressivo verso l'organismo stesso. Sì, beh, allora, dunque, il sistema immunitario ha il compito di attivarsi ogni volta che nel nostro corpo c'è qualcosa che non dovrebbe esserci. Non so, mi cade, non so, cado dalla bicicletta e prendo una botta al ginocchio. Quella botta al ginocchio ha creato un danno, alcune cellule si sono magari, adesso sto parlando in maniera molto semplice, cioè non scientifica, ma diciamo alcune cellule sono danneggiate, alcune cellule sono rotte, vengono rilasciate una serie di fattori che segnalano al nostro sistema immunitario che lì c'è stato un danno, e allora il sistema immunitario arriva e mette in atto tutta una serie di meccanismi che porteranno alla guarigione. Stessa cosa, arriva un virus, prendiamo il virus dell'influenza e il sistema immunitario sente che c'è qualcosa che non va, si attiva e cerca di eliminare il virus per farci guarire. Questo è quindi quello che normalmente fa. Il punto è che non è perfetto. E succede in alcuni casi nelle malattie autoimmuni, ma da una parte nelle allergie e dall'altra, che si attivi in maniera impropria. L'allergia che cos'è? È un'attivazione del sistema immunitario che si attiva verso qualcosa che è innocuo, che di per sé non causa un danno. Il polline mica ci danneggia, non ci danneggia. Chi è allergico, non so, alle arachidi, l'arachide non è mica un qualcosa che ci danneggia. E lì c'è il sistema immunitario che ha sbagliato target e ha confuso, insomma, queste sostanze come delle sostanze capaci di causarci danno e quindi si attiva. Peggio ancora quando l'errore riguarda molecole del nostro stesso corpo, cioè nelle malattie autoimmuni il sistema immunitario si attacca, combatte, riconosce come qualcosa di pericoloso e quindi da eliminare cellule, molecole del nostro stesso organismo. E ovviamente questo causa le malattie devastanti. Le malattie autoimmuni sono malattie brutte, si va dalla sclerosi multipla, all'artrite reumatoide, al lupus, ce ne sono tante. Tra l'altro sono patologie prevalentemente femminili, perché l'80% dei pazienti che soffrono di malattie autoimmuni sono donne, perché il sistema immunitario nelle donne è molto più capriccioso e anche molto più potente che negli uomini. L'equilibrio, no? Paradossalmente si è tentati a pensare se il sistema immunitario funziona troppo, allora sì, c'è un maggiore rischio di malattie autoimmuni, ma siamo anche più protetti da virus, batterie, e invece non è così, perché quando l'equilibrio si perde proprio quel delicato meccanismo che consente al sistema immunitario di essere molto specifico e molto efficace contro i microbi e invece è distratto e attacca il nostro stesso corpo. Le cause oggi delle malattie autoimmuni sono patologie ancora poco conosciute dal punto di vista dei meccanismi, nel senso che si pensa che entrino in gioco fattori genetici, ambientali, le infezioni, lo smog, tutta una serie di fattori possono agire e proprio perché non sappiamo esattamente per ogni singola malattia qual è la causa, ancora sono di quelle malattie difficili da curare, nel senso che teniamo sotto controllo i sintomi con i farmaci immunosoppressivi, però ancora la cura definitiva non c'è. Abbiamo ancora un'ultima domanda che ci viene da una persona che scrive da Verona e chiede il suo parere rispetto ai digiuni, e in particolare il digiuno intermittente, cioè visto che hai parlato dell'alimentazione, e se c'è una correlazione, un'influenza negativa o positiva
rispetto ai ritmi circadiani. Sì, dipende da che cosa si intende per digiuno intermittente, perché se per digiuno intermittente si intende che un po' come faccio io, smetto di mangiare alle 7 di sera e prima delle 8 della mattina dopo non mangio, ma neanche bevo roba zuccherata, perché ovviamente se io metto zucchero si attiva il pancreas e così via. Se quindi questo è digiuno intermittente, a me piace chiamarlo digiuno circadiano. Cioè è una nutrizione che asseconda i ritmi circadiani. Ci sono delle persone che mi dicono: io faccio digiuno intermittente, non faccio colazione, non pranzo, arrivo a casa la sera alle 9 dopo che ho lavorato e faccio un unico pranzo, quindi praticamente mangio in 2 ore, dalle 9 alle 11 di sera, mangio tutto e tutte le altre ore del giorno digiuno. Ecco, questo no, questo fa malissimo ovviamente. Quindi il digiuno circadiano sì. Tutti dovremmo cercare di introdurre almeno 12 ore di digiuno durante le nostre notti, non dico giornate, perché sennò di nuovo quello di prima dice: ma io infatti dalle 8 del mattino alle 8 di sera non mangio. No, è dalle 8 di sera alle 8 del mattino che non bisogna mangiare e non viceversa. Quindi quello fa assolutamente bene, perché regolarizza il sonno. Tante persone mi hanno detto che attraverso il digiuno circadiano soffrivano di insonnia prima, invece hanno risolto, perché riescono a trovare a facilitare appunto il corpo a trovare il momento del riposo. Sì. Quindi quello sì, il resto no. Sarebbe un modo per sincronizzare il ritmo del sonno con quello dell'alimentazione. Il digiuno circadiano dovrebbe, quando è stato studiato all'inizio, serviva proprio per portare ordine nella nostra alimentazione, perché quando noi mangiamo nell'arco di 16 ore in una giornata portiamo disordine e vuol dire che facciamo quello che vi ho detto prima, che magari iniziamo a mangiare alle 7 del mattino e finiamo di mangiare a mezzanotte. Praticamente non diamo tempo al nostro corpo di riposare, perché il nostro corpo è sempre occupato a digerire, metabolizzare e così via. Quindi storicamente i primi scienziati che hanno studiato quello che noi chiamiamo digiuno intermittente, che in realtà si chiama time restricted eating, cioè in inglese vuol dire che è una finestra temporale stretta dedicata alla nutrizione, che sono queste 12 ore appunto, quando è stato studiato era proprio per portare regolarità, per fare in modo che noi non mangiassimo in maniera disordinata. Poi invece è diventato una cosa che ognuno fa un po' quello che vuole. Però l'importante, il messaggio secondo me importante è questo: la sera, se si può, evitare di mangiare, cioè dopo le 8, le 9 di sera evitare di mangiare. Poi, ripeto, c'è il compleanno, c'è la festa, c'è la cena con tuo marito, insomma, le eccezioni sono una cosa, io sto parlando della regola di ogni giorno naturalmente. Non dobbiamo essere troppo rigidi, perché, ripeto, la socialità è importante, non è che per fare il digiuno smettiamo di frequentare gli amici, assolutamente no. C'è una differenza tra quella che è la nostra routine quotidiana e invece l'eccezione. Quindi equilibrio vuol dire anche questo. Equilibrio è anche questo, sì. Grazie dottoressa, e quindi concludiamo magari con un applauso questa serata. Grazie. Quindi grazie per il suo prezioso contributo al Festival Cambio Gioco, che è un festival in cui trattiamo certamente gli aspetti problematici del gioco d'azzardo patologico, ma anche e soprattutto gli aspetti di salute, di promozione della salute, e quindi il suo intervento è stato estremamente utile. Allora andiamo in chiusura di questa seconda giornata. Vi ricordo gli appuntamenti di domani. Alle ore 10 avremo Mauro Croce e Adrian Fartade per un incontro rivolto in particolare agli studenti e ai ragazzi, ma non solo. Il titolo dell'incontro sarà Non perdiamoci. Alle 17:30 avremo un incontro dal titolo Connettoma, la rete virtuosa della cura, con Gabriele Zanardi, e alla sera alle 20:30 con Giuseppe Laveni e Daniele Novara l'incontro La giusta misura.
Quindi UL6 Euganea di Padova vi ringrazia, vi invita a rimanere connessi con questo festival consultando il sito www.cambiogiocoul6.it e vi dà appuntamento ai prossimi incontri di Cambio Gioco. Arrivederci, buonanotte.